Buona giornata, ben ritornati con noi, ben ritornati alle nostre ospiti, anzi ben arrivata Cristina Eberle, responsabile marketing Valsugana, grazie di essere qui con noi. E ben ritornata invece Daniela Vecchiato, direttore APT Alpecimbra, grazie. Buongiorno. Allora, parliamo con il sorriso sulle labbra di relax, vacanze, Natale, atmosfere natalizie, tutte le opportunità che ci possono essere nella zona Alpecimbra ma anche la Valsugana. Andiamo a scoprirla, ve l'abbiamo fatta già assaggiare tempo addietro con il sole e con il caldo, ma ci può rivelare delle piacevoli sorprese. L'Alpecimbra come sempre ci sorprende, ci risorprende perché più ne ha, alcune ne aggiunge, ne mette, ne inventa, insomma di tutto e di più, e anche se fino a poco tempo fa la temperatura era abbastanza mite, adesso ci stiamo preparando a un inverno coi fiocchi. Noi ci speriamo anche fiocchi di neve comunque senza dubbio, dai ponti dell'8 dicembre in avanti, proprio l'atmosfera del Natale. Sì, ormai ci siamo dentro, abbiamo tutti voglia di inverno, abbiamo voglia di neve, quindi come dicevi tu, fortunatamente sono arrivate queste temperature rigide e sono veramente le benvenute. Grazie alle temperature rigide stanno entrando in funzione i cannoni per l'innevamento. L'avevate già fatto comunque, avevate già preparato? Sì, eravamo tutto. Già pronti, qualche giorno adesso dove siamo dovuti star fermi, ma adesso con il freddo è ripartito tutto e quindi grande apertura con l'8 di dicembre, grande sfilata proprio l'8 pomeriggio alle 17 e quindi Bolkent, che è il saluto di benvenuto nella lingua cimbra, dove daremo proprio il benvenuto a tutti i turisti e a questa grande stagione invernale. Allora, incominciamo stavolta dalla Valsugana e vediamo di scoprirla, poi ci portiamo in Alpecimbra perché poi tra l'altro sono due aree, adesso vediamo delle immagini anche bellissime, strettamente collegate una all'altra. Più nota una perché magari da tempo già avviata, meno nota l'altra, ma in realtà delle località stupende da scoprire, tutte evocate all'atmosfera natalizia, dai, all'inverno, no? Sì, esatto. Siamo due territori praticamente limitrofi, quindi spesso chi fa vacanza in un territorio coglie l'occasione per andare a scoprire qualcosa nel territorio vicino e questo diciamo un grande valore aggiunto perché completa al massimo la vacanza. Per quanto riguarda i mercatini, in Valsugana abbiamo due località, Pergine Valsugana e Levico Terme, che hanno questa particolarità di due mercatini con due location totalmente diverse, quindi chi viene in Valsugana magari una giornata vuole sperimentare anche due situazioni diverse, lo può fare perché a Pergine Valsugana il mercatino si svolge nel centro storico, quindi un centro molto caratteristico con queste casettine di legno addobbate a festa, mentre a Levico Terme il mercatino si svolge all'interno del parco asburgico e quindi di un grandissimo giardino di 150.000 metri quadrati, molto alberato, molto piacevole e quindi si può veramente vivere due mondi totalmente diversi come mercatino, non sono una replica l'uno dell'altro. Sono completamente diversi. Sì. Questo è bello. La zona, descriviamo la zona. Allora, diciamo la Valsugana principalmente è conosciuta per i laghi di Levico e Caldonazzo l'estate e ha poi questa grandissima catena montuosa del lago Rai che è lunga ben 50 km. Quindi diciamo è un territorio che tanti conoscono perché lo attraversano magari per arrivare a Trento, ma ci si può fermare, si può scoprire veramente molto attorno a questa strada che percorre il fondovalle, perché da lì poi partono tantissimi percorsi anche per arrivare in quota. Abbiamo ad esempio anche nella catena del lago Rai una cima che arriva a 2800 metri, quindi diciamo c'è veramente tanto da scoprire a diverse altitudini. Sul fondovalle abbiamo soprattutto Levico Terme, che è la località che molti conoscono sul lago di Levico, sul lago di Caldonazzo abbiamo altri piccoli paesi, nella zona nord poi c'è Pergine Valsugana che è un caratteristico centro storico con un bel castello sul Colle del Tegazzo. Ah, che quindi si può anche visitare a questo punto. Questo castello principalmente l'estate, però d'inverno lo si può ammirare durante una visita al mercatino, ci saranno poi anche i fuochi d'artificio direttamente dal castello, quindi veramente un'atmosfera unica. Che bello, mi voglio di andarci subito, immediatamente. E invece in Alpecimbra, la Folgaria, la Varone Luserna, il trittico che si sta preparando, che cosa ci presenta questa stagione? Allora, si presenta una grande stagione di sci con i nostri 100 km di piste tra Folgaria e Lavarone. Grandi novità ci saranno anche per lo sci nordico, quindi ho deciso di non chiamarlo più sci di fondo quando lo presenterò a tutti voi, perché abbiamo capito che quando si parla di sci di fondo tutti pensano alla fatica. È vero. Oddio! No, io non voglio far fatica perché la gente non vuole più far fatica ed è giusto, ma realmente, esatto, si può fare sci nordico senza fare
fatica, o meglio godersi la montagna in una maniera diversa, prendendosi il tempo che serve per fare queste bellissime escursioni nei nostri 2 centri fondo di Passocoe e di Mille Grobbe, eventualmente se preferiamo con le Ciaspole. Lo sci di fondo, meglio sci nordico, è facile, quindi anche chi non è così avvezzo allo sci alpino, alla discesa, può imparare in pochissimo tempo e attraversare chilometri e chilometri. Noi complessivamente ne abbiamo 100 tra Mille Grobbe e Passocoe, su delle piane assolatissime, guardate Queste le immagini. No? Allora ci inventiamo 1000 modi per dimagrire, remise in forma, eccolo qua il modo. Siete immersi nel bosco, sono 700.000 le piante e gli abeti che dominano sull'Alpe Cimbra, quindi l'aria è purissima, i dislivelli, soprattutto nei percorsi più facili, sono minimi, vi abbronzate, dimagrite. Quando arrivate a Malga Mille Grobbe, da quest'anno avremo una sauna con vista sull'alpeggio per 30 persone con un maestro di sauna, quindi dopo una bella sauna che aiuta a rilassare il corpo, e poi Massimo della Malga sarà pronto a prepararvi dei piatti squisiti, così anche a Passocoe con i nostri rifugi, le nostre malghe. Quindi l'invito per quest'anno è anche di riscoprire questa disciplina. Sempre in questi 2 centri aumentiamo il servizio legato allo sled dog, quindi avremo, pensate, 100 cani quest'anno tra Folgaria e Lavarone a disposizione dei nostri turisti. 100 cani con queste slitte dove potrete vivere delle avventure veramente bellissime. Lo possono fare tutti, anche i bambini a partire dagli 8 anni possono essere dei masher, quindi dei guidatori di queste slitte. I bambini più piccoli li mettiamo nella cesta davanti ed è un'emozione da vivere. Questo solo per iniziare a raccontarvi l'inverno sull'Alpe Cimbra. Quindi con questi cani si fanno dei giri, dei percorsi? Si fanno dei percorsi anche lunghi, perché alcuni raggiungono i 15 km, si possono fare in notturna. È divertente perché è semplice, vengono spiegati i comandi con cui dialogare con i nostri amici cani. Ci teniamo anche a dire che il cane si diverte, quindi non è uno sfruttamento del cane, per questo ci sono anche tanti cani. Vi posso assicurare che quando vengono attaccati alla slitta, io l'ho provato ed è veramente fantastico, ci si sente nel grande nord, quindi è come essere veramente in Norvegia, in questi paesi lontani, in realtà a pochi chilometri da casa. Loro, come vengono agganciati sulla slitta, iniziano a tirare. Il problema è fermarli, perché sono cani che si divertono proprio a correre. Le piste vengono tutte preparate, quindi sono battute, quindi il cane non corre nessun tipo di pericolo. Quindi nei 2 centri c'è grandissima attenzione proprio per la salute di questi animali. Mille Grobbe è stata nominata da poco centro unico federale in Italia proprio per la qualità dei servizi. Ci saranno dei campionati europei, dei campionati mondiali, sempre con la presenza di veterinari che sovrintendono proprio la salute dei nostri amici a 4 zampe. Qua stiamo vedendo invece qua sono il pattinaggio su ghiaccio, che è sempre lì da voi. Sì, c'è il pattinaggio a Folgaria con la struttura coperta, quindi un'altra alternativa. Avete visto le slitte, avremo i percorsi per i passeggini, quindi il baby trekking, quindi mamme col passeggino. Vi doteremo di questo speciale sci che si attacca al passeggino per fare lunghe escursioni immerse nella neve, quindi direi che abbiamo pensato a tutti. Bravi, noi infatti ci soffermiamo un po' di più per quanto riguarda bambini e famiglie, perché tanti che hanno bambini ci hanno chiesto informazioni, perché ne avevamo accennato, e quindi si vede che c'è questo interesse. Capitolo bambini anche da voi? Sì, assolutamente sì. Dopo andiamo via crescendo con l'età. Diciamo che proprio alle famiglie abbiamo dedicato tante attività sia all'interno del mercatino e poi anche sulla neve, perché con i bambini non si trascorre magari tutta la giornata con i piccoli a sciare, ma si vogliono sperimentare cose anche diverse. Quindi si può passare da un mercatino dove si vanno a vedere i prodotti artigianali. Ci sono ad esempio a Levico anche le proposte dedicate con gli elfi, che ti aiutano a creare dei piccoli regali natalizi. C'è questa casa dell'elfo veramente molto molto carina. Che bella. Sì, è proprio illuminata la sera, quindi molto suggestiva. Poi nei centri storici chiaramente si possono scoprire anche delle piccole mostre. A Pergine del
Valsugana, ad esempio, ha aperto una mostra dedicata alla transumanza, quindi a quello che è il viaggio delle greggi dalla montagna fino al mare, quindi ci sono molte immagini, ci sono delle poesie molto originali che aiutano proprio a scoprire questo mondo. Per quanto riguarda la cultura, anche i bambini possono approcciarsi a quella che è la tradizione del luogo. Pergi Valsugana, ad esempio, ha questa rassegna che si chiama Mondi Invisibili, dedicata ai cavalieri erranti. Erano praticamente gli ambulanti storici che andavano a visitare l'Europa per vendere i loro prodotti, quelle stoffe, icone. Ci sono anche, ad esempio, i clomeri della vicina Valle dei Mocheni, che era una zona mineraria dove appunto la popolazione partiva per andare a vendere dei caratteristici merletti. Vediamo le immagini di sì, questo ad esempio è l'Evico Terme, vedete appunto questo grande giardino. È una particolarità: quest'anno questo parco, che è il parco storico più grande della provincia autonoma di Trento, è entrato anche a far parte dell'importante circuito dei giardini italiani, quindi questo proprio riconoscimento di questo luogo particolare. Vedete, ci sono queste casettine illuminate con dei prodotti locali molto importanti, quali formaggi di malga ad esempio. Abbiamo anche un progetto che si chiama Adotta una mucca, per cui si può adottare anche in occasione del Natale una mucca di queste 16 malghe del territorio. Si possono trovare al mercatino i vari prodotti e poi tornare l'estate per andare a ritirare direttamente in malga dove vive la mucca che si è adottata. Che bello, con la foto della mucca. Sì, sì, una carta d'identità, una vera e propria carta d'identità italiana con la foto della mucca. È una cosa molto simpatica e a Natale si regala non solo ai bambini ma anche agli adulti. Ci sono tantissimi adulti l'estate, anche le signore di una certa età, che colgono l'occasione di andare in malga, vanno a cercare questa mucca, quindi è veramente sparano col malghese, si fanno raccontare com'è la giornata di lavoro, che è molto impegnativa, cercano la mucca e poi assaggiano i prodotti chilometro zero direttamente in malga e se li possono portare a casa, perché fa proprio parte dell'adozione regalo. Che bella sta cosa qua, sì. Molto, molto carina. Apriamo il capitolo prodotti tipici, anche perché vicino a Daniela abbiamo veramente delle delicatesse, ogni volta diverse, perché non si finisce, ogni capitolo ha qualcosa di diverso. Quindi i derivati del latte, qui abbiamo i formaggi, no? Sì, oggi siamo in compagnia del Maso Enger, che è un nostro produttore locale. Quello che contraddistingue questi prodotti è innanzitutto la grande passione di chi lavora in queste fattorie. Anche in questo caso abbiamo una donna, perché spesso sono le donne le grandi artefici di questo duro lavoro che non lascia tregua veramente mai. Maso Enger ha questa produzione di formaggi molto particolari. Qui abbiamo dei formaggi dolci con l'erba cipollina e il cumino, quindi anche diciamo un formaggio tradizionale che viene un po' aromatizzato con quelle che sono poi le erbe tipiche della montagna, il miele con i frutti di bosco che arrivano spesso e volentieri dalla vicina Valsugana, i piccoli frutti, e quindi mirtilli e lamponi, e qui abbiamo il miele degli altipiani che è un altro prodotto tipico. Questo si trova appunto a Maso Enger, che è nella frazione di Costa. D'estate al Maso poi è possibile fare le escursioni alla Malga Valle Orsara, dove facciamo il formaggio, impariamo a fare la ricotta, andiamo a fare le albe in malga, e quindi è una realtà molto, molto interessante e soprattutto molto, molto buona. Abbiamo riportato anche la macelleria Cappelletti con la carne salata, che vi ricordate Nicola ce ne aveva decantato le sue proprietà anche un po' particolari. E sempre del Maso Enger abbiamo anche il cotechino, quindi è una produzione di prodotti che va dal formaggio ai salumi, ma anche tanti dolci, lo strudel, poi in questo periodo lo zelten, quindi dolci più tipicamente anche di Natale. E la prossima volta spero di potervi portare la torta cimbra, che stiamo recuperando da un'antica tradizione, quindi siamo pronti per riproporre in maniera un po' rivisitata anche un nuovo, in realtà un vecchio prodotto ma con una veste nuova caratteristica del territorio. Sarebbe molto speziato. Guarda, la ricetta, come dire, è custodita da alcune famiglie di Luserna, e quindi che abbiamo invitato insomma a rimetterla a disposizione per poter valorizzare un prodotto tipico del territorio. Ovviamente la maggior parte dei nostri ristoranti, rifugi e malghe propongono nel menù abituale prodotti a chilometro zero, e questo rende la ristorazione sull'Alpe ancora più interessante. Tornando a Luserna invece avremo un nuovo evento il 28 di dicembre, che è il Natale all'Haus von Bruck, questa casa che vi abbiamo raccontato anche in altre
occasioni. È un'abitazione tipica cimbra, molto bella. Ecco, allora un attimo parentesi, perché dopo giustamente alcuni dicono che allora, dov'è Luserna? Lavarone, si va direzione Folgheria, però prima c'è un bivio, si va verso Lavarone e dopo si percorre verso Luserna. Esatto, oppure se arrivate dalla vicina Asiago, oppure arrivando dalla vicina, se qualcuno arriva da Asiago perché si trova lì per una visita, è a circa 40 minuti da Asiago, quindi confina proprio con è tra i due territori, è la casa dei cimbri, qui tutt'oggi parlano il cimbro. Abbiamo pensato di proporre questo evento sul Natale, riaprendo la house, animandola proprio con la gente di Luserna, che durante questa giornata ci darà dimostrazione di come si viveva il Natale in questi territori in un tempo lontano, ma in una Luserna che ha saputo tutt'oggi mantenere veramente integre e tangibili le tradizioni e la storia di questi posti. Anche perché sono un po' isolati, no? Sì, diciamo che l'isolamento geografico ha mantenuto anche più intatte proprio le tradizioni, isolati però nel contempo facilmente raggiungibili. Una novità della primavera sarà proprio la ciclabile che arriva da Asiago, quindi saremo ancora più vicini e più facilmente raggiungibili. E dopo parleremo anche delle vari percorsi delle ciclabili e anche delle fat bike, perché diciamo che entrano in stagione, e delle specialità anche della zona del lago, perché parlando sempre di cose da mangiare, visto l'orario, allettiamo anche con altre prelibatezze. Pubblicità, pochi secondi.